Nel 2011 Matteo Renzi diceva: le elezioni diano potere ai cittadini, non ai segretari di partito. Il finanziamento pubblico va abolito, drasticamente ridotto, e nella mia idea di Stato c'è la privatizzazione delle imprese pubbliche, delle municipalizzate, l'alienazione di parte del patrimonio immobiliare dello Stato, la liberalizzazione dei servizi pubblici locali. Tradotto: spazio al profitto privato, prosciugamento dei beni comuni, riduzione dei diritti dei lavoratori. Solo un mese fa Matteo Renzi, riferendosi a Letta, annunciava: Enrico, stai sereno, speriamo che non dica agli italiani state sereni. Di Berlusconi diceva: siamo all'epilogo. Nel frattempo ha fatto un accordo con Berlusconi per la legge elettorale, si è insediato senza alcuna elezione popolare, fa il rottamatore che governa coi rottamati, vuole distruggere le istituzioni costituzionali e vuole fare una riforma al mese. Ecco, quest'ultima cosa, se permette, ci fa un po' ridere. Chi più di noi può capirlo? Lei non l'ha mai fatto e quindi non può saperlo e non può sapere quello che dice. E questo capo di governo si porta dietro un esecutivo privo di un programma reale, solo chiacchiere populiste. I populisti siamo noi qui dentro, si è un attimino sbagliato. E la maggioranza che lo sostiene è sempre la stessa e ha già provocato enormi danni per il Paese, come la legge sul finanziamento dei partiti che rimane pubblico, 7,5 miliardi regalati alle banche, il Destinazione Italia e lo svuotacarceri che mangiano territorio e fanno sconti per reati di concussione e corruzione proprio nel Paese con la più alta percentuale di corrotti in Europa e una delle più alte nel mondo. Prego di concludere. E altro che energia verde, ma rifiuti nei cementifici. Nel prossimo futuro un semestre europeo che servirà solo a chiedere l'ennesima deroga ai parametri di Maastricht, mentre intanto la decantata dignità verrà messa al gioco delle assegnazioni per lo scandaloso e inutile. Concluda. Chiudo citando il rapporto sulla situazione economica dell'Eurozona che nominava proprio lei, Matteo Renzi, però era il 7 gennaio 2014 quando al governo c'era Enrico Letta. E allora per favore getti la maschera, visto che il popolo italiano non l'ha interpellato e non le chiede di sedere lì dove sta seduto. Chi l'ha mandato? Chi è il burattinaio? Di chi viene a difendere gli interessi? Ho chiesto di concludere, sì, prego, Matteo, senatrice. stai sereno, voi non vi arrendete, noi neppure, nessuna fiducia. Grazie. Grazie. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei poter essere ironica come in altre occasioni, ma oggi non ci riesco. Non ci riesco perché come cittadina provo solo sconcerto e indignazione. Vi riempite la bocca dicendo di essere partecipi alle sofferenze del nostro popolo. Ironizzate come ha fatto il sottosegretario Del Rio su 30 euro di nuove ulteriori tasse sulle fatiche di una vita di risparmio. Parlate da incoscienti e da sconsiderati perché non potete rendervi conto di cosa sia l'inferno quotidiano di un normale cittadino italiano. Non potete neanche immaginare la paura dipinta negli occhi degli imprenditori e dei lavoratori che lottano per arrivare alla fine del mese. Non se ne può rendere conto lei, futuro Presidente Renzi, lei che dal 96 ha fatto solo politica, che si è fatto nominare dirigente dell'azienda di famiglia e che non ha mai veramente lavorato in vita sua. Lei che a 39 anni sembra così giovane, mentre non è nulla più che una spruzzata di profumo per coprire il tanfo del vecchio sistema. Mi creda, il più grande piazzista di professione, evasore e corruttore di minorenni per hobby lo abbiamo già avuto al governo per più di 12 anni. Ormai vi riconosciamo a prima vista. Del resto proprio Berlusconi non ha mai mancato di ricordare pubblicamente che lei porta avanti le sue stesse idee sotto le insegne del PD. Essendo egli il suo mentore, capiamo che lei ambisca a divenire l'allievo che supera il maestro, ma non a spese degli italiani. Non possiamo più permettercelo. Non se ne possono rendere conto i suoi ministri, non più d'emergenza, un esecutivo non più politico, ma di legislatura, anche perché non se ne rendevano conto nemmeno prima. Alla faccia della discontinuità. Agli interni Alfano lascia il posto ad Alfano, alla salute Lorenzin sostituisce Lorenzin, alle infrastrutture Lupi cede il passo a Lupi, Orlando cambia poltrone e passa alla giustizia, così come Del Rio che diventa sottosegretario alla presidenza. Poi per non parlare di Franceschini, che lei qualche anno fa chiamava vice disastro,
Ora avrà il compito di tutelare i nostri beni culturali. Grazie. Se ci aggiungiamo una raccomandata di ferro come la Madia, nota tra l'altro per essere una degli ignavi che nel 2009 permisero la vergogna dello scudo fiscale, beh, possiamo proprio dormire sonni tranquilli. Lei oggi entra impettito e sorridente in quest'Aula per investitura da Presidente del Consiglio, con l'arroganza e la prepotenza di chi ha incassato un giro fortunato di roulette al casinò della politica. Ma in nome di chi o di cosa vuole governare questo Paese, Presidente? Vuol farci credere che basti forse autolegittimarsi con le preferenze informali dei simpatizzanti del PD espressi oltretutto per scegliere un segretario, o che siano sufficienti 136 voti nelle segrete stanze di un'assemblea condominiale di partito? Glielo diciamo noi, no? Non bastano. L'unica scelta coerente e onesta sarebbe rimettersi al giudizio degli elettori, ma questo non è nei vostri programmi, né negli interessi di coloro che tirano veramente le fila dietro alle sue battute e al suo sorriso, perché lei non è affatto l'onesto ed esuberante sindaco che vuol far credere. Perché non ci dice chi sono i burattini che la manovrano? Solo pochi giorni fa, parlando del governo, aveva liquidato la questione con un «ma chi ce lo fa fare?». Beh, oggi conosciamo la risposta, almeno lasciate finire l'intervento, poi sarà Benedetti, tessera numero 1 del PD, di certo uno dei massimi esperti italiani di rottamazione, essendo il demolitore di un gioiello italiano come l'Olivetti. Chi ha pagato la sua campagna delle primarie, Presidente Renzi? Pensa davvero che il popolo italiano sia così ingenuo da bersi la storiella del mercato rionale, che non sappia delle sue cene a porte chiuse con gli squali dei veri mercati che le interessano, cioè quelli finanziari, della sua benevole investitura da parte della Troika e delle banche speculatrici che ci hanno condotto sull'orlo della catastrofe? Ormai solo chi sceglie consapevolmente di non sapere può ignorare l'evidenza dei fatti. Questo appello io non lo rivolgo nemmeno a lei, ma ai colleghi del Partito Democratico. Signori, voi che avete concluda, prego, il tempo sta per scadere. In un lampo il vostro vecchio segretario Bersani, voi che avete defenestrato Enrico Letta con una disinvoltura degna dei migliori trasformisti, voi che al posto di smacchiare il giaguaro avete ridipinto il gatto pardo. Per una volta fate sul serio la cosa giusta, abbiate la dignità e il coraggio di recidere il cordone ombelicale da un monarca presidenziale che ha tradito la Costituzione, di spezzare le catene della schiavitù delle lobby e dei grandi imprenditori che hanno già abbandonato a se stesso il Paese. Guardatevi allo specchio prima di pronunciare quel voto, è finito. È l'ultima occasione che avete per riscattarvi, per ritornare a camminare a testa alta. Votate no, restituite la parola all'unica autorità legittima rimasta, quella silenzio.